Ciao, vieni a scoprire con me la Christmas Fantasy Week. Oh, siete qui? Oh, ciao a tutti! Ciao a tutti, oggi ho fatto questo make-up della Christmas Fantasy Week in stile Befana, ovviamente glamour, ovviamente fashion, ovviamente magica, quindi niente bubboni, niente cose brutte, ma solo Befana e fashion oggi. Questo è un altro bel make-up della Christmas Fantasy Week, ci ho abbinato un po' di cosini, sono tutta bella nera a parte il make-up viola, ma in realtà sono nera anche d'umore perché sono una Befana e mi raccomando non fate i cattivi perché altrimenti carbone per tutti e non parlo di quello zuccherato. Insomma, vi lascio al tutorial. Ho già messo il primer agli occhi che in realtà è il correttore della palette di MAC Select Moisture Cover, questa qui dei colori chiari, e ho ovviamente fatto le sopracciglia perché sono la cosa che mi porta sempre via molto tempo. Adesso vado a fare una base con il Close Up fondotinta di Nabla nel colore 30L30, quindi light 30. Senti, però io ho bisogno proprio di fondo, tu forse non hai capito. Mi serve. Ti piaccio? Certo. Pure così? Mi sembra bellissimo. Giusto questo. Oh mio Dio, amore. Questo. A me sembra che qualcuno sta scavando. Stanno nascondendo un corpo. Un omicidio, amore, un omicidio. Come iniziano i romanzi di omicidio di gialli? Non lo sai? No. Dai, amore, è un classico. Cioè, era una notte buia e tempestosa. Bravo! Deve essere qualcuno che batteva il cofano di una macchina. Oh mio Dio! Senti, ma a proposito di cofano, ma lo sai che ho visto una cosa alla TV dove c'era proprio, faceva vedere sta donna che si salvava da un rapimento, credo, uscendo si dice cofano dietro, Sì. della macchina, che lei aveva aperto dall'interno. C'è una macchina, non so quale, se è una BMW, una cosa, non lo so, non te lo so dire. Forse la Mercedes, di solito là. Bravo, forse era una Mercedes che ha una leva tipo interna e una lucetta, una cosa del genere. E questa tipa si è salvata così. È uscita ad una pompa di benzina, ha sentito che questo stava parcheggiando, fermandosi, diciamo. Ha spinto sta cosa, lei è rotolata fuori, ha fatto proprio le telecamere, diciamo, della pompa di benzina. È rotolata fuori ed è corsa subito nel negozio a chiedere aiuto, ma è una roba allucinante da film. Ma tu ti rendi conto? Il bello e buono, la gente se ne può andare in giro con qualcuno nel cofano. Ti rendi conto? Era una notte buia e tempestosa come questa di stasera a Milano. Vedo il rosso. Correttori. Vado con Ivory e Porcelain, un mix di Nabla. E in realtà anche un goccino di medium peach all'angolo interno dove c'è il verdino. Vanilla, ti posso suggerire una cosa, mamma? Vedi che là non si sente bene nel microfono che stai russando, vuoi venire più in qua? Un altro goccino, amore. Non sei più coperto. Era una notte buia e tempestosa. Ti racconto una storia così, truccata così, facci paura. Adesso arriva la parte divertente. Innanzitutto un po' di correttore anche al collo. Ora con questo splendido colore viola dalla palette Morphe 35B, questo qua in particolare, quello mezzo rotto che mi piace tantissimo, vado con un pennello e con un pennello piuttosto grande, questo qua è di Catrice, cerco di prendere solo il viola e parto dal collo perché non ho mai fatto questa cosa, quindi voglio vedere cosa ne viene fuori.
Vado con un pennello più piccolo per il viso e vediamo come va. Parto dagli zigomi picchiettando. Con un viola chiaro tipo lilla, questo qua si chiama Lotus di Nabla, è volato tutto, ok? Vado a fare una sorta di baking, ma ce la fai? Prendo la spugnetta, lo puccio nel colore. Che cazzo? Mi aspettavo che il Lotus fosse più chiaro, perché in realtà vedete la differenza di colore tra quello viola e quello di Nabla? Cioè, è abissale, quindi mi aspettavo questa differenza qua. Invece è quasi più scuro, quindi vado a sfumarlo un pochino. Continuo così su tutto il viso. A questo punto prendo questo qua. Ma come sono sti colori? Cioè questo deve essere invece ancora più chiaro. Ed è viola scuro, ma sembra più chiaro. Bello sto colorino chiaro così. Il buon odore c'ho sta cipria di Fenty. Ho un attimo un flash. Il colore complementare del viola è il verde? No, è il giallo. Non è che si può controllare, no? Ah, sto letteralmente torturando la mia pelle per fare questo. Lo sai? Lo distrucchi e rimani viola. Facciamo pure se è illuminato. È l'effetto degli highlighters. Ti piace? Effetto Donia. Adesso che abbiamo anche le palpebre belle chiare chiare, è il momento di passare il viola anche qua. Io la fronte la vedo così disuniforme. C'ho sta cacchio di fronte tonda. Sbaglio, sulla fronte sembra 8 colori diversi. Non rispondere, amore, infatti non fa niente. Quello che dici tu è sempre verità. Questo l'hai letto dal manuale delle prese per il culo. Dopodiché possiamo dare un po' di intensità all'occhio. Stessa cosa alla palpebra inferiore. È il momento dell'illuminante. Vado a prendere questo qua che è un po' rosa della palette di Mulac. Wow, pazzesco, tanto illuminante. Questa strega, questa befana è super glam. Adoro. Lo passo anche sugli occhi. Il mio problema con lo specchio di lato è che io non vedo un emerito cazzo. Non mi ricordo se ho un eyeliner viola, credo di sì. Va bene, lo metto nero. Mettilo blu. Blu e viola non vanno d'accordo. Metto anche il blush dalla stessa palette. Inoltre vado a fare una cosa che non farei mai in un trucco beauty normalmente, ed è quello di mettere l'illuminante sulla punta del naso perché mi rende più cattiva. Sto usando il Black Track Pro Longwear Eyeliner di MAC. L'hai imparata quella regola? Mai chiedere a una donna se è in ritardo quando c'ha l'eyeliner. Anzi, mai chiedere a una donna perché è in ritardo quando c'ha l'eyeliner. Sì.
Sai cosa succede quando tolgo l'ombretto per via dell'eyeliner? Che inizia un'opera di restauro. Sai cosa succede quando ti piace molto il restauro? Lo fai anche dall'altra parte. Mi piace questa idea. Mi sembra che mancassi un po' di blush. Piego le ciglia, metto il mascara ed infine, come sempre, le ciglia finte. Pure il mascara c'ha i glitter. Applico una matita viola interno occhi, questa qua è di Neve Cosmetics e si chiama Yarakanda o Jarakanda, non lo so. Un punto luce con lo stesso illuminante all'angolo interno. Ed infine le labbra che saranno di un viola molto scuro e anche abbastanza un po' vino, belle scure intense. Vado prima con la lip pen, ma perché? Cyber World di MAC Cosmetics. Ti levi davanti alla luce, grazie. Se ti copri con lo specchio. Dopodiché vado con due rossetti. Il primo è Deep Void 210 di Pat McGrath. L'altro è sempre di Pat McGrath e si chiama Antidote numero 207 e lo applico per lo più al centro delle labbra. Mi metto la mia bella parrucca e altro che vedrete a breve e torno subito. Adesso è un po' largo sto coso. Ed eccomi qui, bella accessoriata. In realtà l'ispirazione per il make-up è venuto proprio dal colore che era sul cappello. Diciamo che questa è una Befana un po' internazionale, di conseguenza è un po' una strega, perché la Befana è una cosa del tutto italiana. Ho scoperto, non è una cosa diciamo che è riconosciuta all'estero. Ho visto in giro delle streghe, diciamo così, Befane, tutte di verde, però in realtà io non volevo farla verde, quindi ho visto questo colore viola e ho detto ma perché non farla viola? E quindi eccomi qua, sempre incazzata e sempre un po' cattivella sembro. Ovviamente sono anche molto fashionista perché sono una Befana assolutamente che segue la moda. Guardatemi quanto sono fashion, adoro. E niente, spero che vi piaccia anche questo make up e noi ci vediamo al prossimo video. Tanti baci, ciao!